E voglio! Ciao, benvenuti sul canale Smeralda, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo della miniatura, si mangia! Ma quando mi piace sto fatto? Oggi signori, deciderete proprio voi tramite sondaggi su Instagram cosa dovrò mangiare in ogni fast food per 24 ore. Non ho mai portato questa challenge sul mio canale, è arrivato proprio quel momento perché non vedevo l'ora di far decidere proprio a voi cosa mangiare nei fast food più famosi. Occhio! Per queste ed altre challenge io vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace perché non si pagano. Iscrivetevi al canale perché abbiamo superato i 121.000 iscritti e io non so veramente più come ringraziarvi. Sta per arrivare quel periodo dell'anno che tanto amiamo, quindi qui sotto nei commenti scrivetemi tutti i video natalizi che vorreste vedere sul mio canale. Io qualche idea già ce l'ho, però aspetto anche le vostre perché magari dalle vostre può uscire qualcosa di carino. Detto questo signori, sono le 11:26 di mattina, mi sono svegliato un po' tardino stamattina perché ieri mi sono andato a dormire un po' più tardi e quindi andiamo a fare subito colazione. Allora io stamattina compito importantissimo per voi, sto facendo colazione al Burger King. Dovete decidere voi cosa devo mangiare: croissant, donut al cioccolato, brioche vuota o brownie, e vicino ci metto il caffè, il cappuccino, la spremuta o il latte che non posso bere. Decidete voi. Ho appena fatto la storia su Instagram. Vi ricordo, se non mi seguite ancora su Instagram, SuperAllan5, fatelo tutti perché come vedete ogni tanto faccio queste challenge dove comunque siete voi a decidere le mie giornate. Ciao, allora una donut e un cappuccino. Che mi state facendo fa? Maronna, e quando un latte ci hanno messo in tacchi il cappuccino? Maronna mia. A posto, grazie. Perfetto. Andiamoci a distruggere lo stomaco. Però per voi, questo ed altro. Ragazzi, ecco la nostra colazione. Donut al cioccolato e cappuccino, come ha votato il 35% di voi. In ogni caso lo faccio solo ed esclusivamente per voi. Cioè non posso mangiare né una cosa né bere l'altra. Assurdo. Però visto che vi voglio bene, mangiamo questo donut perché il pubblico è sovrano. Il pubblico decide. Non ho mai mangiato una donut al Burger King e penso non la mangerò più perché è fredda e ingessato. Maronna mi voglio come... Ma tutto a posto. Aiù. Oh, ma così è ragazzi, normalmente ci stanno le gocce di cioccolato. L'odore però promette bene. Pieno di zucchero, glassata al 100%. Non è male, però si vede che c'ha qualche ora di troppo, nel senso che è proprio congelato. Però la cioccolata dentro è buona, c'ha pure un bello odore. È una bella colazione però effettivamente. Wow, quanto è buona la cioccolata, mamma mia, che colazione mi avete fatto fa bella. Mi sto ricredendo, cioè nel senso che non è scioglievole, come vedete è un po' duretta, però o sarà così. Non ho mai mangiato la donut al cioccolato al Burger King, è la prima volta, è la mia primissima volta che mangio una donut al cioccolato al Burger King. Occhio, però è buona, do un altro morso. Mi devo anche contenere non solo perché sta il lattosio qua dentro, ma perché comunque è appena iniziata la nostra 24 ore. Ragazzi, comunque la colazione mi è costata 4 euro. Voglio il cappuccino, ve lo giuro, non l'ho mai bevuto in vita mia. No, quello del Burger King, proprio mai bevuto in vita mia. Bello caldo caldo. Ma che odore di latte! Cioè a me piace, voglio il latte. A me piace il latte, ma non posso berlo! Non posso berlo! Come devo fare? Hanno dato pure la cucchiara. Ma mo che già fa? È caro un cucchiaio, mannaggia miseria, non posso fare niente. Lo dovevo girare, ma non posso girarlo. Come faccio ora? Maronna mia che schiumetta. Ragazzi, guardate qui che bontà. Secondo me è buonissimo. Mamma mia, guaglio, è buonissimo. Buono proprio. Allora, faccio una cosa food porn solo per voi, ma solo perché avete votato, Prendo quell'altro pezzettino della donut al cioccolato. Guardate qui con la goccia di cioccolato che si vede e la inzuppo dentro al cappuccino, ok? Solo un morso però. Maro, guaglio, guardate. Bellissimo. Che hit! Guaglio che hit! È una hit clamorosa perché poi inzuppando qua dentro si spugna il biscottino. Top, aiuto, top. Colazione da 10 e lode. Madonna mia! Per chi ama entrambi gli alimenti. Un ultimo sorsetto. Ci vediamo tra poco per lo spuntino mattutino, che poi visto l'orario doveva essere questo. Però ve l'ho detto, mangiare sarà tardi. Stasera mi sentirò malissimo, ma secondo me pure tra un paio di ore mi sentirò male. Ho esagerato già, prima mattina. Però era buono, che già fa Maro. C'è il diavolo e l'angelo. Dai, mangiane un altro po', Non devo mangiare, roba di cago sotto. Ragazzi, ci tengo a specificare una cosa fondamentale. Queste challenge che vedete, soprattutto le 24 ore, non dovete copiarle, non dovete emularle, non imitatemi. Io le faccio per puro intrattenimento, non sono dei consigli alimentari, chiaramente da seguire. Quindi divertitevi, magari godete quando guardate certe scene e non imitatele.
12:38 ed è arrivata l'ora dello spuntino mattutino ed è subito Old Wild West. È arrivato il momento di fare lo spuntino mattutino. Sono dall'Old Wild West, dovete scegliere sempre voi. Cosa prendo? Onion rings, chicken nuggets, chicken wings oppure crispy tacos. La scelta è molto dura, ma resta a voi, occhio A few moments later. Finalmente il nostro spuntino. Siamo pronti a scartare la carta, signori? Vediamo un po' se siamo andati bene da questo sondaggio. E siamo andati molto bene. Ha vinto la chicken nuggets. Godo. Ah, mamma mia, che bello. Mamma mia, voglio che goduria. Sono belle calde. Guardate qua, fumano ancora. Che bello sto pollo. Madonna. Le chicken nuggets dell'Old Wild West sono buonissime. Mamma mia. Ma le sto scoprendo ora. Non l'ho mai mangiato. Può essere che anche questa è la prima volta, ragazzi. Oggi è il video delle prime volte. Guardate qui come fumano. Si sfilacciano che amore. Grazie a tutti quelli che hanno votato le chicken nuggets. Queste pepite di pollo, piccole. Guardate che crunchy. Facciamo una cosa. Questa me la mangio in ASMR. Bellissimo, voglio bellissimo. Questa challenge, ragazzi, sta prendendo una bella direzione, una bella piega. Tra l'altro è uscita pure una bella giornata, oggi doveva piovere, spero che non piova. Cheat, piove sicuramente. Quindi con l'ultimo morso di questa bella nuggets vi dico che ci vediamo tra poco, tra un'oretta circa, per il sondaggio del nostro pranzo. Dovrà essere bello ricco, occhio. Cioè, voglio, datemi un voto da 1 a 10 di quanto sono un pesce che non ho visto la salsa dell'Old Wild West e non ce l'ha gemisa. Ma c'è su proprio un pesce. Pur piate cabotto. Vabbè, comunque non ci pensammo. Ho speso 5,40 € per questo spuntino mattutino. 13,56 signori. Ma che sti pil. Il pranzo è il pranzo, voglio, e quindi McDonald's. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken o Big Arc. Ragazzi, la scelta è dura, ma dovete pur sempre farla. Considerate che questo è uno dei sondaggi più importanti di questa challenge, perché voglio, il pranzo è il pranzo. Il pranzo deve essere un bel pranzo ricco di tante calorie, signori, qua. Wow, mamma mia, voglio, che qualità qua il menù del McDonald's. Vabbè, in occasione del Natale hanno fatto queste box natalizie, come avete visto anche dal sondaggio. Comunque fate i fogni, cavaglio. Mamma mia, fate proprio in merda. Mamma Carmen. Allora, vediamo un po' il sondaggio che ha vinto. Qual è? Ha vinto il Crispy McBacon, il menù Grinchmas, ovviamente sempre in occasione del Natale col Grinch. Da quanto tempo non mangiavo il McBacon? Ah, c'è pure una sorpresa. No, non ci credo. Le calze del Grinch. Allora, fatemi sapere qui sotto nei commenti chi le vuole. Le regalo. Non ve le faccio nemmeno vedere, dai, sono queste qua, non le apro. Le regalo direttamente. Allora, innanzitutto ci fa una bella booty Coca-Cola. Sono dell'opinione che, come disse dalla Coca-Cola, poche cose al mondo. Poi una bella manciata di patatine. Belle calde ancora. E poi abbiamo il nostro bel Crispy McBacon, senza formaggio ovviamente. Ecco il nostro panino. Guardate qui che bella salsa, bella, che si scioglie. Allora noi, come al solito, prendiamo le patatine, gliele mettiamo all'interno. E poi, signori, abbiamo un qualcosa che nessuno ha: la salsa dell'Old Wild West. Ragazzi, la devo mettere qua. Mettale qua quello che sta reggendo a su panino. Old Wild West e McDonald's. Vedi? Un panino che nessuno mai ha provato, che non esiste, l'ho inventato adesso io. Doppia salsa e via. Lo sapete, a me i panini del McDonald's mi piacciono pieni zeppi di patatine, quindi io abbondo, donna abbondio, chiudo e vi do il buon appetito. La salsa dell'Old Wild West la riconosco perché è più dolce. Ma le sentite le canzoni di Natale? Ma quanto è bello il Natale, sta arrivando quel periodo, signori, il periodo dell'anno che tanto ci piace, per i regali, Babbo Natale e soprattutto per i video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali video vorreste e io intanto vi dedico questo bel morso qui sotto con il bacon, doppio hamburger, patatine e doppia salsa. Mi mancava il Crispy McBacon, lo sapete? Lo prendo sempre il Big Mac. Ormai è diventato un must del canale, un morso sotto e sotto. Ve lo devo sempre dedicare. Che bello. Guarda, tanta roba, bellissimo. Che pranzo, che challenge, che 24 ore. La volevo fare da un sacco di tempo, finalmente la sto facendo. Ci vuole sempre un bel sorsetto di Coca Zero perché sto a dieta. Mamma mia. Cioè, la Coca Zero sopra il panino è come fosse l'estintore che spegne il fuoco. Ma che metafore faccio, Che metafore faccio, signori? Comunque molto carina la box. Ma poi ho pagato tutto 9,99 € perché hanno fatto questa promozione in occasione del Natale che costa 10 € tutto il menù. È buono. Cioè è il menù large, cioè il menù più grande. Più la calza del Grinch. A me questi calzetti del Grinch mi piacciono. Cioè potrei anche tenerle io. Però se la regalo a uno di voi, se no è più bello. Occhio, chi le vuole? Occhio al progetto Grinch.
Ma no, quando mi piace spruzzare le patatine mezzo panino. Cioè mangio il panino e nel frattempo mangio per spruzzare pure le patatine. È un mio vizio solo, o lo fate anche voi? No, stanno pure anche fazzoletti, mannaggia sta cosa. La mangio consolata. Ma che cazzo sta succedendo? Raga, mentre io mi finisco queste altre patatine, vi dico che ci vediamo oggi con la merenda pomeridiana. Già ho in mente dove andare. Raga, sono le 4:12. Sto un po' a casa, mi sto rilassando. Sono pure io in due bagni nel frattempo, se volete saperlo. E nel frattempo guardo il Goat su Twitch. Patrizio lo conosco dall'inizio, cioè penso di essere stato uno dei primi suoi follower e fan, quando aveva ancora 100 spettatori, ma anche di meno. Infatti vi dico la verità, sto cercando di capire come contattarlo per farci un vlog insieme. Se volete questo vlog con lui, spaccate questo video di mi piace e contattatelo, sarebbe epico. Detto questo, non perdiamo l'obiettivo di questa challenge, di questa 24 ore. Abbiamo una merenda che ci aspetta e quindi Five Guys, signori, ci risiamo. Dobbiamo scegliere la merenda pomeridiana e siamo da Five Guys. Hot dog, sandwich, patatine fritta con la Coca-Cola tipo o milkshake. Scegliete bene, mi raccomando. Ragazzi, ho appena ordinato e voi non avete idea di cosa mi avete fatto ordinare. Andiamo ad unboxare cosa uscirà da questo magico pacco. Cosa avete votato, signori? L'hot dog di Five Guys. Godo. Aiù, fino alla fine se la sono giocata. Hot dog e patatine più bevanda. Ma che gusti avete? Cioè, ma l'hot dog fa godere 100 volte di più. Già. Mamma mia, tu, quanto è buono sto Houston. Mamma mia, giù. Che goduria. Secondo me ci sta pure un po' di cipolla. Voglio, con questa challenge fa paura, È bellissima. Non ho inventato niente di nuovo, Però ognuno la porta a modo proprio. E voi nei sondaggi state spaccando. Pomodoro e Justel non tanto ci azzeccano se li prendete da soli e li mettete insieme. Però ve lo giuro, voglio sto dog fa paura. Bello soffice, guardate quanto è abbrustolito il Justel. Ma poi voglio. All'inizio qualcuno di voi stava votando veramente il milkshake. Cioè, ma state buona. Cioè, ho capito che il milkshake è uno dei prodotti più in hype e più famosi di Five Guys. Ma io si bevo ma caca sotto, voglio. Ah, vicino ho preso l'acqua. Anche perché la Coca-Cola ve l'avevo messa come una delle 4 opzioni nel sondaggio. Avevo messo patatine più bibita. Ve dall'acqua, 3,50 €. Mo, due sue cose. O perché Five Guys è costoso di base e quindi pure l'acqua sta a 2,50 €. Ogni mattina si vanno a pigliare, non so, c'ha Lourdes. Questa è l'acqua di Lourdes? Non lo so. Signori, non può mancare un Words sotto e sotto da Five Guys. Una goduria estrema. Ma le volete altre challenge come queste? Ditemi di sì e fatemelo vedere con un bel mi piace. Dai, arriviamo a 5.000. Se no me ce lo meritiamo, dai. Me ne prenderei un altro, però calma, perché non è finita qui. Abbiamo anche la cena stasera. Qua io avevo dimenticato di farvi vedere quanto costa l'hot dog, 6,45 €. Ragazzi, si è fatto un certo orario, a me è venuto un certo languorino. Sono le 20:17 e quindi orario di cena. Ragazzi, all'appello mancava solo il KFC, signore. Ora di cena e dovete scegliere la cena, ovviamente. Classic Original, Twister Colonel, sarebbe la piadina, oppure andiamo in una di queste box meal Original o Colonel's Burger. A gran sorpresa vince il Classic Original. Io pensavo vincesse qualche box 1000, invece no. Allora, il Classic Original non me la ci mai mangiata, sa ci manca che vabbè, pollo, insalata, pomodoro, fatta la faccia l'insalata da un marologio e maionese. Buon appetito e buona cena. Con quelle patate del KFC sono imbattibili, oddio che. Mamma mia, quanto è gasata. Stavo per fare un rutto esagerato. Mamma mia. Che cazzo ci hanno messo qua dentro? Wow, se facevo sto rutto schiaravi urno, vai. Mai mangiato sto panino. Ma quando è sto pullo? Guarda quanto è doppio. Patatina. Ma secondo me le patatine qua dentro spaccano. Wow, questi sono panini. Che patana India. Comunque stavo pensando, è vero che non ho fatto nessuna challenge nuova, come dicevo prima, ma è anche vero che nessuno prima di questa ha messo la clip da Five Guys a Napoli. E occhio, signori, piccoli dettagli che fanno la differenza. Ma io sei sfondato panino, sei rotto il tuo panino, come cazzo lo mangio? Allora, ultime due patatine, ultimo morso. La mia cena mi è venuta a costare 8,40 €. Fate il conto di quanto ho speso per tutta questa challenge. Va, vediamo, scrivetelo nei commenti il conto. Prima quanto hai speso, vai. E quindi Wayu finisce qui questa 24 ore così goduriosa in cui i miei fan, tramite sondaggi nelle storie Instagram, hanno deciso la mia giornata, ossia quello che dovevo mangiare ai fast food. Se vi è piaciuta questa challenge e vorreste un'altra challenge del genere, fatemelo sapere con un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram a questo punto, SuperAllan5. E ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti altre challenge 24 ore da fare. Ci vediamo in un prossimo video. Oggi a cacà. E Wayu, ciao!